La mattina dopo, ecco Luca Zaia, all'indomani del Consiglio nazionale della Liga Veneta che in notturna, in sua assenza, ha sancito lo strappo col leader federale Matteo Salvini. Il governatore arriva a Conegliano per un evento sanitario con un'aria che non sembra certo quella dei giorni migliori. La tensione stampata in viso, il telefono ben saldo in mano. Il momento è a dir poco delicato per il Carroccio, ma il leghista non vuole prestare il fianco alle polemiche, soprattutto adesso che la Lega Nord rischia di andare in pezzi a 2 mesi dalle elezioni. Ognuno in democrazia e in libertà come in questo paese fa quello che vuole. Io posso solo dire che siamo pronti per la presentazione della campagna. Dice che non vuole perdere tempo per le beghe di partito e così liquida le questioni con poche battute, anche se Flavio Tosi medita di candidarsi proprio contro di lui. Io spero di no. Anche se il direttivo leghista ha respinto a maggioranza il mediatore Giampaolo Dozzo. E chi è che ha detto questo? Zaia sottolinea però 2 punti fermi. Il primo, la sua candidatura. Premesso che io non voto, però ho il massimo rispetto del federale che ha votato unanimità, cioè vuol dire che tutta la dirigenza del partito delle diverse regioni ha scelto questa linea. Il secondo, autonomia nelle liste. Scelgono i veneti come al solito, penso di essere una dimostrazione. Io sono veneto fino a prova contraria e sfido chiunque a dimostrarlo. Ho sempre fatto in piena libertà quello che ritenevo opportuno per i veneti. Un solo sorriso nella giornata di umor nero, un guizzo di autoironia pensando ai titoli dei giornali di domani. Se mi vedono camminare sull'acqua dicono Zaia non sa nuotare, adesso non so cosa diranno con questa conferenza stampa.